Salve, sono Riccio Luigi, una prima nazionale, ho un Elo Fide di 1921 punti al momento in cui sto registrando questo video, che è oggi 24 febbraio 2015. La mia email è vivagliescacchi@virgilio.it, che lascio per chiunque volesse scrivermi per correzioni a questo video, per suggerimenti, nuove idee o qualunque cosa. Sarò ben lieto di rispondervi. La partita che analizzeremo oggi è la Nimzovic-Tarrasch, giocata al torneo internazionale di San Pietroburgo in Russia, precisamente il torneo preliminare al quinto turno il 28 aprile 1914. Questa partita vinse il secondo premio di bellezza. Allora, Nimzovic gioca con i bianchi, Tarrasch con i neri, quindi Nimzovic aveva il D4, D5, cavallo F3, C5, C4, E6, E3, cavallo F6. Ora, per inversione di mosse si è verificata la posizione della variante simmetrica della difesa Tarrasch, proprio la difesa che prende il nome, diciamo, dal giocatore che gioca con i pezzi neri questa partita. Alfiere D3, cavallo C6, arrocco alfiere D6, quindi praticamente c'è quasi una totale simmetria, e notate come entrambi i giocatori stanno sviluppando i pezzi all'interno della propria metà scacchiera senza effettuare i cambi, si stanno insomma sviluppando in maniera tranquilla. In questa posizione invece di alfiere D6 Tarrasch avrebbe potuto giocare C per D4, E per D4, D per C4, che avrebbe lasciato al bianco, cioè a Nimzovic, un pedone isolato, però Tarrasch ha sempre sostenuto che giocare con un pedone isolato non era uno svantaggio, ed anzi sosteneva in maniera convinta che uno scacchista che aveva paura di giocare con un pedone isolato non dovrebbe nemmeno giocare a scacchi, e quindi, fedele al suo principio, non fa in modo che Nimzovic abbia un pedone isolato in D4. Dopo alfiere D6 i due giocatori continuano a svilupparsi tranquillamente. B3, arrocco, alfiere B2, B6, cavallo BD2, alfiere B7. Entrambi i giocatori si sviluppano attendendo le operazioni da eseguire. Qui Nimzovic gioca una mossa che è considerata un'imprecisione, torre C1, era più forte cavallo E5, come fu giocato in questo stesso torneo qualche turno dopo, precisamente al 10° turno, da Janowski contro Lasker. La mossa giocata da Janowski, cavallo E5, sembra migliore perché il cavallo in D2 può andare in F3 supportando il cavallo E5, e inoltre c'è già l'alfiere B2 che controlla la casa E5 anche grazie al pedone D4. Comunque Nimzovic sceglie di giocare torre C1 e Tarrasch gioca, diciamo, una novità per quell'epoca, donna E7. Ripeto, i due giocatori si sono sviluppati in tutta tranquillità all'interno, almeno per il momento, all'interno del proprio schieramento. Qui fu giocata torre C8 nella partita Hockham-Heyman in un campionato australiano ad Adelaide nel 1887, quindi una partita vecchissima, vabbè, per la cronaca fu vinta dal nero, e fu giocata anche torre C8 nella Rubinstein Jacob ad Ostende, il torneo B nel 1907, partita che questa volta vinse il bianco, cioè Rubinstein. Dopo donna E7 Nimzovic commette un errore strategico, cambia in D5. Nimzovic sostanzialmente sbaglia nello scegliere il piano ed effettua questo cambio in maniera troppo frettolosa. Qual è la sua idea? Nimzovic vuole lasciare il nero con i pedoni sospesi in C5 e in D5, chiaramente dopo che avrà catturato E per D5, e si immagina, con possibili cambi D per C5, dei fantomatici attacchi lungo la grande diagonale nera grazie all'alfiere B2, ma in realtà questo non è fattibile, come tra poco si vedrà. Mosse migliori furono giocate da cavallo 5 nella Fontaine Norman Hansen Scheveningen nel 1923, quindi diciamo 9 anni dopo, e finì patta, oppure mosse anche diciamo buone, erano donna E2, diciamo continuando con la simmetria, oppure torre E1. Fatto sta, diciamo, che Nimzovic si decide per il cambio in D5, a cui Tarrasch gioca E per D5, cavallo H4. Qui Nimzovic effettua una mossa coerente col suo piano, ma errata perché il piano che è sbagliato. Nimzovic sostanzialmente vuole provocare la spinta in D6, perché chiaramente il nero non può permettere che il cavallo H4 vada in F5, perché altrimenti dovendo spostare poi la donna cambierebbe il suo alfiere D6, che è un pezzo buono, quindi lascerebbe il bianco con la coppia degli alfieri in posizione che si sta per aprire, cosa certamente non
non buona per lui, e quindi su cavallo H4 Inzo ci vuole provocare la spinta G6, aprendo appunto la grande diagonale nera, dove secondo lui ci potrà essere un attacco grazie all'alfiere B2, ma in realtà perde solo un tempo, come vedremo. Tarrasch gioca G6 e con Inzo ci torna indietro, cavallo HF3, ma fino a qui è tutto nel suo piano. Qui Tarrasch gioca una mossa buona, torre A di 8. In realtà prima di saltare col cavallo F6 in E4, che è un po' l'idea di questa partura, perché è chiaro, prima o poi il bianco cercherà di spingere in E4, magari dopo aver cambiato in C5, prima difende prematuramente l'alfiere D6. Voi direte, ma un attimo, l'alfiere D6 non è attaccato da nessuno, per giunta c'è la donna che lo difende. Beh, vediamo. Dopo cavallo H3, supponiamo che Tarrasch avesse giocato cavallo E4, che è una mossa in realtà errata. A questo punto c'è la variante interessante, D per C5. B per C5 chiaramente in questo caso sarebbe più forte alfiere C5, che lascerebbe però il nero con un pedone isolato, il bianco avrebbe già la colonna C sulla quale agire grazie alla torre C1, quindi voglio dire non era proprio il massimo. Se avesse giocato B per C5 perché pedoni sospesi, dopo alfiere per E4, D per E4, cavallo per E4, ecco la forte mossa di Ninzovic, e qui Tarrasch è in imbarazzo, perché c'è il pilone C5 debolissimo che cadrà e si minaccia l'alfiere. Quindi dopo donna per E4, chiaramente non si può giocare alfiere per H2 per la semplice, re per H2, donna per E4, torre per C5 e praticamente il bianco si può dire che ha vinto ben 2 pedoni in più e posizione dominante. Quindi ripeto, dopo cavallo per E4, donna per E4, donna per D6, il bianco ha un vantaggio tra il chiaro e il decisivo, visto che adesso cadrà anche il pedone C5, quindi avrà ben 2 pedoni in più, re al sicuro, pezzi ben sviluppati, quindi voglio dire una variante in cui Tarrasch non ci poteva entrare, e infatti Tarrasch gioca a torre A di 8 difendendo appunto l'alfiere in D6 e mettendo comunque la torre su una colonna buona dove innanzitutto difende anche il pedone D5 e poi se questa colonna venisse aperta la torre fa il suo dovere, mette comunque la torre da GX sulla donna D1, sono quelle buone mosse preventive. Qui Ninzovic continua a sbagliare, proprio perché la mossa di Tarrasch era proprio volta ad evitare questo cambio che Ninzovic gioca di per C5, ma Ninzovic niente, è fissato nel lasciare a Tarrasch i pedoni sospesi, ed ecco quindi che Tarrasch lo accontenta, gioca B per C5, quindi i pedoni C5 e D5 vengono detti sospesi perché sono pedoni diciamo affiancati, non coadiuvati da colonne, diciamo, da pedoni adiacenti, infatti non ci sono pedoni neri né sulla colonna B né sulla colonna E. Ora, alcuni dicono che questi pedoni siano una forza, e un esempio lo vedremo proprio in questa partita, in cui Tarrasch vincerà in maniera a dir poco brillante. Però altri sostengono che è una debolezza, una partita che mette bene in evidenza la debolezza dei pedoni sospesi è la Fischer-Spassky nel loro leggendario match del 1972 in Islanda a Reykjavik. Qua vabbè io ho sbagliato a scrivere Reykjavik, ma ci siamo capiti, nella sesta partita del match mondiale. Se la vedrete e la analizzerete, la partita fu vinta da Fischer così come il match, vedrete che insomma i pedoni sospesi sono anche una debolezza. Qui Ninzovic gioca alfiere B5 e questo è l'inizio di un piano errato. Ninzovic vuole cambiare il suo alfiere B5 sul cavallo C6, ma francamente non si vede né la necessità né il motivo. Probabilmente vuole prima cambiare il cavallo C6 e poi attaccare sull'ala di re, ma chiaramente questa idea non è fattibile. Ecco che giustamente Tarrasch comincia a portare i pezzi al centro e gioca cavallo E4. Ninzovic effettua la sua strategia coerente ma errata, cambiando il C6. Tarrasch prende e qui probabilmente Ninzovic solo ora si accorge che non può. Ninzovic innanzitutto in partita gioca donna C2, ma qui si accorge che non può giocare B4 con l'idea diciamo, di attaccare i filoni sospesi. Chiaramente l'idea di Ninzovic era che non si può giocare C per B4 perché cadrebbe l'alfiere C6 sulla torre C1, perché Tarrasch avrebbe la forte mossa alfiere B5 e qui ecco che si minaccia la torre. Ora se torre 1 C per B4 Tarrasch avrebbe un netto pilone in più senza problemi.
Se invece b per c5 segue cavallo per c5, a questo punto si deve difendere la torre 1, quindi si sposta, cavallo d3 e il nero avrebbe un vantaggio decisivo in quanto guadagnerebbe la qualità in posizione superiore. E quindi Ninzovic, accorgendosi probabilmente che non può spingere in b4, gioca donna c2, che però è un errore. Infatti Tarrasch lo sfrutta abilmente. Prima cambia in d2, qui Ninzovic deve prendere, decide di prendere diciamo col pezzo migliore, cavallo per d2, su donna per 2 sarebbe seguita la stessa la spinta di rottura meravigliosa in d4, quindi dopo cavallo per d2, Tarrasch effettua una mossa fortissima, d4, e dimostra tutta la forza dei pedoni sospesi, che se vengono spinti opportunamente, chiaramente, creano molti problemi all'avversario. Infatti dopo questa spinta l'alfiere C6 ha un'autostrada davanti a sé puntata verso l'arrocco nemico e come si nota ci sono entrambi gli alfieri puntati verso l'arrocco nemico e tra l'altro Tarrasch applica anche il principio che è quello di valorizzare l'alfiere, il proprio alfiere, che non può disporre l'avversario. Infatti se si nota il nero ha la coppia degli alfieri, il bianco no, ha un alfiere e un cavallo. E a quale alfiere manca il bianco? Manca l'alfiere delle case chiare, proprio quello che Tarrasch con questa spinta valorizza. Dopo d4 Ninzovic, proprio incurante del pericolo, con scarsissimo senso del pericolo, va incontro praticamente alla catastrofe. Cosa fa? Prende in d4. Era meglio spingere in e4, come fece notare Dorn. Dopo e4, chiaramente Tarrasch sarebbe andato a stare meglio, su questo non ci sono dubbi, ma quantomeno Ninzovic avrebbe evitato la catastrofe, che tra breve, diciamo, si vedrà recapitare. Dopo e4 probabilmente sarebbe seguito d3, donna c3, chiaramente non si può prendere d3 perché dopo alfiere per h2 c'è la scoperta e Tarrasch vincerebbe subito. Donna c3 per minacciare matto in g7 o in h8, f6, ora si deve difendere il pilone 4, ma dopo f3 chiaramente il nero ha un chiarissimo vantaggio. Oppure invece di e4, come suggerito da Burr, poteva seguire torre f in e1, dopo torre f in e8, chiaramente c3 e il nero sta leggermente meglio, la coppia degli alfieri si vede a occhio che è superiore ad alfiere e cavallo, però ripeto, Ninzovic avrebbe quantomeno evitato la catastrofe. Su torre per e8, per torre f8 non si può giocare e per d4 perché chiaramente Tarrasch avrebbe sacrificato la donna, cavallo f1, alfiere b5 e cade anche il cavallo. Quindi diciamo, probabilmente la variante migliore sarebbe stata torre f1, torre f8, g3. Ma addirittura anche 4 sarebbe stato meglio di quello che ha giocato Ninzovic e per d4. A questo punto inizia una bellissima combinazione di Tarrasch degna di entrare tra le gemme della scacchiera. Alfiere per h2, sacrificio del primo alfiere, avete sentito bene, primo alfiere, perché tra breve Tarrasch sacrificherà anche il secondo alfiere. Questo fu sicuramente un fulmine a ciel sereno per il russo. Appunto Tarrasch inizia il famoso doppio sacrificio di alfieri sull'arrocco nemico, che è un tema tattico inaugurato nella partita Lasker-Bauer ad Amsterdam nel 1882, che vide la vittoria di Lasker. Si può negare tranquillamente il patrocinio di Tarrasch su questi bellissimi tatticismi che avverranno a breve, ma certamente non la smagliante bellezza. Dopo per alfiere per h2, Ninzovic non ha niente di meglio che prendere, e qui Tarrasch gioca una mossa non nuova ma molto forte, donna h4. Che cosa fa? Prima di sacrificare l'altro alfiere, porta la donna in attacco con guadagno di tempo grazie a questo scacco. Ninzovic gioca g1 che è unica e Tarrasch sacrifica il secondo alfiere, il famigerato quanto temuto sacrificio del secondo alfiere sull'arrocco. In realtà la peculiarità di questa partita che io ho notato è che la manovra vincente, che chiaramente vedremo nel proseguo della partita, avviene non con una solita alzata di torre sulla terza, in questo caso sulla sesta traversa, perché in genere quando vinse la partita Lasker, e anche diciamo in genere quando si fa il doppio sacrificio di alfieri sull'arrocco nemico, poi la partita viene vinta tramite un'alzata di torre, la cosiddetta rook lift. Sulla terza se lo fa il bianco il doppio sacrificio degli alfieri, o sulla sesta traversa se lo fa il nero. In questa partita questa alzata di torre, questa rook lift non avviene, vediamo che cosa succede. Dopo alfiere per g2 Ninzovic gioca f3, chiaramente non può prendere
l'alfiere, perché dopo re per G2 seguiva semplicemente donna G4 scacco, re H2, torre D5 e cava il sipario, per esempio, perché si minaccia torre H5 matto. Poteva seguire donna per C5, torre H5, donna per H5, donna per H5, re G3, donna G5 scacco, re F3 e cade anche il cavallo in D2, quindi la partita terminerebbe. Quindi Inzo ci giocò F3 perché si deve difendere dallo scacco matto in H1, perché tra l'altro minacciava scacco matto, qua ho sbagliato io a scrivere non con donna G1 ma con donna H1 matto, vabbè. Torre F8, ottima mossa, si assicura il controllo della colonna aperta, è utile non solo per operazioni tattiche ma anche per evitare in futuro magari al re di scappare lì. E minaccia donna G3, dopodiché Tarrasch vincerebbe banalmente con lo scacco di scoperta spostando l'alfiere G2. Subito donna C3 non era buona perché seguiva cavallo E4, diciamo e si salverebbe Ninzovic. Dopo torre F8, Ninzovic gioca cavallo E4. Ora si vede subito che il bianco non può contestare il possesso della colonna E al nero, perché perderebbe. Su torre F1 ad esempio seguirebbe torre per E1, torre per E1, donna per E1, re per G2, donna E2 scacco, re G3, torre D5. È chiaro che il matto avverrebbe in poche mosse, visto che praticamente il bianco è in semi-zugzwang. Chiaramente prendere il G2 sarebbe peggio che andare di notte, perché dopo il re per G2 seguirebbe semplicemente torre E2 e matto in pochissimi tratti. Su cavallo E4, da scacco Tarrasch, re F2 e a questo punto cattura la torre F1. Ora ancora una volta questo alfiere, notatelo questo alfiere, perché alla fine della partita succederà qualcosa di interessante. Questo alfiere è tabù, perché se adesso Ninzovic giocasse torre per F1, seguirebbe torre per H2 e re si sposta, il nero guadagnerebbe la donna bianca in C2 vincendo banalmente. Ninzovic gioca a D5 con la speranza di giocare poi donna C3 per dare matto sulla grande diagonale nera, ma chiaramente questo piano è propistico perché Ninzovic non ha il tempo per realizzare su tutto ciò e Tarrasch lo dimostra subito, gioca F5. Ninzovic, capendo che sarebbe inutile spostare il cavallo perché beccherebbe subito matto, per inciso si minaccia donna G2 matto se venisse spostato il cavallo, allora Ninzovic gioca l'attacco donna C3 minacciando matto in G7. Quindi cerca di ribaltare le sorti di una partita che per lui è segnata, sperando in un qualche controgioco. Ma adesso Tarrasch dà inizio ad una variante forzata che in 6 mosse dà appunto scacco matto forzato, facendo vagare il re bianco praticamente per tutta la scacchiera, lo vedremo a breve. Inizia una bellissima combinazione. Vediamo cosa poteva fare Ninzovic se non avesse giocato donna C3. Cavallo F6 scacco, chiaramente una qualunque altra mossa di cavallo seguirebbe donna G2 matto, re F7, cavallo per E8 su cavallo per E4 seguirebbe la fortissima torre per D5, quindi cavallo per E8, donna G2 scacco, re E3, diciamo su re E1 seguiva torre per E8, re D1, donna F3, re D2, torre 2 scacco, re D1, torre per C2, re per C2, donna D3, matto. Se invece di re per C2 seguiva re E1, seguiva semplicemente donna E2 matto. Quindi in tutte le varianti c'è matto forzato da parte di Tarrasch. Su re E3 sarebbe seguito torre 8, re F4, G5 scacco, re per F5 tutto forzato, donna F3, re per G5, torre G8, re H4, chiaramente re H6 seguiva donna H3 matto, ma anche su re H4 segue donna G4 matto. E quindi, dopo donna C3, ecco la bellissima combinazione di Tarrasch. Donna G2 scacco. A questo punto ci sono due mosse per il re. Re 1, immediatamente matto con donna E2. Re E3. A questo punto la mossa di un artista, torre per E4 scacco. Sacrificio della qualità. Ninzovic è costretto a giocare F per E4 unica. Ecco qua una combinazione meravigliosa di Tarrasch, F4. Ora, in realtà questa mossa porta, al matto forzato a breve, però sarebbe stata ancora più veloce e vincente. Donna G3 scacco, re D2 unica, donna F2, re D1 ancora una volta unica, donna E2 matto. Evidentemente, sottolineo evidentemente, Tarrasch non vide questa fine,
E mi viene così da sorridere pensando se magari Tarash avesse visto questa variante ma ha preferito dare uno scaccomatto forzato più lungo a Nimzovic per prolungarne l'agonia, visto che tra i due non correva buon sangue, perché Nimzovic era un ipermoderno, aveva una visione nuova di vedere gli scacchi rispetto, diciamo, alla teoria di Steinitz che veniva appunto avallata da Tarash. Quindi tra i due non c'è mai stata molta simpatia, anzi Nimzovic in molti articoli dichiarò che fu proprio l'odio per Tarash a cercare di spingerlo a migliorare e a batterlo, cosa che vabbè è avvenuta più di una volta. Ad esempio c'è una bella partita a New York nel 1927 in cui Nimzovic vinse non contro Tarash, contro Aliekin, però ecco questi suoi miglioramenti, quello che voglio dire è che questi suoi notevoli miglioramenti che si sono avuti negli anni sono stati dovuti proprio all'odio verso Tarash, che lui vedeva come, tra virgolette, un maestro e che quindi doveva essere superato con nuove idee, con nuove teorie. Dal canto suo chiaramente Tarash non stimava Nimzovic perché non approvava il suo modo di pensare in maniera ipermoderno. Quindi i due non si amavano. Comunque a Nimzovic è anche riuscito di battere Tarash. F per E4, a questo punto Tarash giocò F4, a questo punto tutto forzato. Re per F4 unica, torre F8, Nimzovic giocò Re E5, ma su Re 3 seguiva semplicemente torre F3 matto, Re E5, donna in H2 scacco, Re E6 unica, notate che viaggio che sta facendo il Re, torre 8, Re D7, chiaramente su Re F6 seguiva donna F4 matto, Re D7, e chi è che adesso va a dare lo scacco matto? Proprio l'alfiere delle case chiare, alfiere B5. Cioè questo alfiere è stato sempre tabù per il bianco e ironia della sorte è proprio lui a dare il colpo di grazia con uno scaccomatto a dir poco, a mio parere, meraviglioso. Una partita degna di entrare a far parte delle gemme scacchistiche di ogni tempo. E non deve meravigliare, diciamo, allo scacchista poco smaliziato la bravura di Tarash nel calcolare una variante di ben 6 mosse. Il motivo è semplice, perché quelle mosse erano forzate, quindi si potevano calcolare tranquillamente, non occorre, diciamo, essere un giocatore della statura mondiale di Tarash per poter calcolare 6 mosse, se chiaramente queste 6 mosse, come in questo caso, sono forzate. Naturalmente questo nulla toglie all'immensità del genio tedesco mostrata in questa partita. Infatti dopo la 26esima mossa del bianco, che andiamola un attimo a rivedere, dopo la 26esima mossa del bianco, questa partita che preclude ad uno scacco matto forzato, sinceramente più che una partita di scacchi sembra degna di uno studio, così giusto per far come idea. E quindi dopo questa 26esima mossa del bianco la posizione sembra a dire il vero più uno studio che non una posizione reale. Davvero quindi un'incredibile performance in questa partita di Tarash, che all'epoca tra l'altro non era così giovane, aveva 52 anni. Ora, a mio modestissimo avviso, era questa la partita che avrebbe meritato il primo premio di bellezza del torneo di San Pietroburgo e non la Capablanca Bernstein che vide vincere, diciamo, Capablanca, che tra l'altro noi abbiamo analizzato nel video precedente. Però ripeto, questa mia opinione non ha patente di verità, è una semplice opinione. Cioè reputo più bella questa partita che non quella di Capablanca. Però, ripeto, la giuria così ha deciso, ubi maior minor cessat. Quindi spero che questa partita vi sia piaciuta e che vi abbia mostrato, diciamo, a parte il genio di Tarash, ma anche la bellezza di ciò che ha realizzato Tarash. In particolare mi riferisco al sacrificio dei due alfieri. Prima innanzitutto alla mossa spettacolare D4 che apre la strada all'alfiere C6 e poi dopo l'errore di Nimzovic per D4 il doppio sacrificio degli alfieri con l'alfiere C2 che è rimasto intoccabile per tutta la partita fino a dare scacco matto in B5 e soprattutto alle mosse meravigliose di Tarash giocate appunto per arrivare allo scacco matto. Mi riferisco a torre F8, a F5 e soprattutto alla spettacolare torre per E4, forse la mossa più bella della partita, sacrificio torre per E4. Quindi vi ringrazio, diciamo, per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video.
Arrivederci.